di pesca sagoggia, permetteteci a presentare. Oh, marito massaggia fame, voce d'arte può s'arrangiare. Parliamo con mastuciccio, sega buon salsiccia. Oh, salsiccia mangiate, e non si può che mi portare. Dice accendo domandraccio e billo che scassa goccia. Ma chi guarda la posa, noi siamo brutta copia da pietà. Che li ha short che squafreggia che a mattina non coppa a lui. Tu si vindeca a lui, se può fare chi venguaccia. Perché là ne so serracchia, perché tracca so spatecchia. Dove buco con vesicchia, fai a carta e non accuccia, manca mezza verità. Proprio vuoi. L'ha avuto con te? Ma cavolo, no, l'ha avuto con te. Ma guarda ma, che va per me? Vanno sempre che io volessi parlare in do suono, che non ne può occupare. Chi la me ma te ne magare, e benissimo per mi aiutare. Se portassi un bel modello, dico ma ci cacciamo noi. Io l'aspetto e la vecchia morte, la speranza non fa trasire. Ho capito figlietto oggi, volessi fare la vecchia. Ma compare se ne va. E i resti scurnacciati a parte qua. O compare va a fa macchia, va a cercare una carne a me. Non lasciate un bicchiere in danniente, non va voce. Ma che dici, non mi accuccia, ma ti spezzi in dentro l'occhio. Ma compare per ripicchia, o dall'acqua non pernacchia, ai che vuole se ne va. Ti scusai per tante indizie, e hai avuto sta caroccia. Chi con te facendo un guaglio, mo ti sono la valleccia. Si babà senza capoccia. Si non fa il mano si raccia. Tu sei a scalzero frutti. Capitano senza vecchia, e te possono sparare sulla mare di Aita. Ma fa fa? Ma amore subito! Amore subito! Ma insomma che aspetti? Ma che vai buono? Ma che aspetti che hai mazzina? Questa è una cosa buona che potesse fare, Tu che se vai buono, l'altro anno. Ah sì, ma si spizzatore con il mazzina. Il mazzina non muore. Lo so, c'è chi non muore. I gamba. Sì. I gamba. La sauce, ma gamba. O sai si chiama una sauce, qualunque mestiere diventa a fare la vista incarata mai uno. Ma che vai buono a me, sono tutto mestiere all'improvviso. All'improvviso? Grazie a Dio, che ogni tanto esce da casa e ti porta una tozza le mani. Ti porta la tozza le mani a me. In oggi vi sto mandando un cosino. Che se non lo può dire. Ah no. Perché un crisino le hai visti spesso. A parte che te l'hai portato. Ah pa, che sono arrivato con un crisino. Che la fama che te che sono un panatore tanto. Come si può fare? Qualunque mestiere hai fatto. Mai uno. Ti metti in non vorrei farmi capire. Ti metti a fare a vendere le sigarette e fallisse subito su. Ti metti a fare scarpare. Peggio che andare di notte. Ti metti a fare per me, facci sto muriacchi di povero picciarino. L'unica cosa che potevo fare, ti poteva riuscire bene, era uno schiattamorti. Invece no, ti metti a fare uno e lascia sto posto ampresso. Ecco, per indi poi, credo che come ne vuoi si state sempre tu. Io? Perché tutte le mestiere me le hai fatte fare sempre tu. Beh, che già fa? Ma non ti preoccupare, ma sto piazzato. Arro.
In dove la storia del collocamento sono buone piazza. Oh, vero, e quando mi dici, non mi viene la speranza, mi fa una disgrazia, da che posto stai, fammi sapere. Ci sei tanto fai. A Napoli si bicchiera di di socco. Lo so. Io vengo prima o l'ultima. Si passano, quando l'hai a posto, no, perché ti hanno pure scavato. Ma non ti preoccupare. Uè, io mi vorrei farmi capire. Pensi che a casa a mangiare e a piano non può fuoco, non si può mettere. Ma perché non te ne manico? Non te ne manico, poi spiritoso, sa, a caurare che ci metti, mi vorrei fame, voglio mangiare. Come mangiare? Aspetta quando va a faticare. Quando mi affatica mai? Ma non ti ricaricare per dì? Per dì? Ah, quanto bene chi lo dice, che pensi però... Ma non sei via mia, che la sta essere, che... Non mi viene manca una bella idea, non mi viene che ma strumento che potremmo fare, dici tu, che ci stai a fare? La fame, e stai la faccia scordare la fame. Ecco, ma scordassi. Ma si chiama Coppoli. Chiama Coppoli? E chiama a fare Coppoli, da perdere tempo. Non incarica, ma ci pensi? E che facci? Ci stanchiamo buone, ci scordiamo la fame. Ah, tieni la forza di stancare. La faccia sì. Non mantieni all'erta, logo, la sua scordare, la fame. Ah, io credo che pure si chiama il cucco e ci addormiamo pure in sonno, ci ricordiamo la miseria. Quella è proprio la disperazione che ci attira, è una calamita proprio. Ah, non mi viene manca una bella idea a pensare con questa cosa, non mi esce niente più. Tante idee, ma non mi viene niente, non mi viene. Ma tu bene, non ti devi, non guai a me. Lo so dire, state sì, che mi sto spremendo. Ui, fatti giù là, hai capito? Sto spremendo la manica. Tanto chiede che dove la evidenzi. E che potesse... Sì, aggi trovato, Vasco, aggi trovato. Sangue la colonna di un'abilità. E tu pure senza mettere la stretta. Tale, risparate ma pulita, che stava a fare? Aggi trovato. Un'altra bella idea. Un'altra bella idea. Ma che cosa bella, Vasco. C'è. Ci arricchimo a presto. Questa è l'unica cosa, senza responsabilità, senza spese, subito ci arricchimo. Ti faccio diventare un merinario, Tu, signore, che la capanterra, noi vorremmo risparare. Sembra che sia fino a noi. Non, signore. Fai una idea, ma guai a me. Non, signore, non stanno in guaiare, ci arricchimo solamente. Pasca, tu la passa nuova. Tu hai sotto la tua amico di porci. E hai sotto una macchina. Ma perché non ti senti a sé, ma posso passare nuova in mamma? Lo sapevo, come sempre, non arriva mai. È logico, non mi afferri, non capisci quello che dico io, non mi acchiappa a vola a me. Avanti, spiegati che buonissimo. Pasca, io passa nuova la macchina. Senti, mammi, tu già stai mezzo in sala nostra, è chiaro? Mezzo traffico, a muovere, allora ai punti tu esci, cammina, ma che non come, che lo traffico, ti insallanisci più assai, poi ti fare una piccola tuzzatella alla macchina e tu vai in terra. Ah, tu fossi un drago a bandera. Perché? Ma come mi faccio una tuzzata nella macchina? Perché si muove, vicino. E che se la macchina corre a grande velocità? Ma non signora, qua sta l'abilità! Che significa fa parte a po'? Ti pare incaricare, l'intelligenza sta qua, tu devi agire di astrunzia! Oh? Devi agire di astrunzia! Ah, ma che astrunzione? Tu già mi sei strunzionato parecchio tempo. E agire la malizia, capisci? Guarda, tu, la prima cosa, ti a scegliere una macchina di un'andatura non troppo veloce. Ah, ma già scegli pure la macchina. Se capisci? Adesso una macchina per sempre a 20 all'ora. È chiaro? Allora tu quando vi un programma io? Viro semaforo russo, quando sacchi in un momento che sarà lento, allora che fa tu a chi su mai passa, tu, patapù, fute, e vai in destra. Fatto, tu dici come? Si trova un patapù, fate, che hanno rispetto al russo, è bello che mi ha scamazzata tutto. Maronna, non ti la fa scamazzare, lascia l'abilità, allora è finita. Chi poi certamente, lo signore che porta la macchina, chi le scende, oh madonna che è successo? Ma che avete fatto? Vi siete buttati, io ho frenato, voi qua, voi là, ti pigli da usa terra, dice ma che vi siete fatti voi, che vi siete fatti? E tu qua niente devi fare, che non devi fare niente. Tu? No, non devo fare, io ho un'abilità che hanno un po', vai in dentro, tu non devi fare niente, capi? Invece chi ha io ha recità, ti ha fatto credere che ti hai fatto, ma la so, comincia a fare marron, a coscia, e braccia, che merda che ti... Oh, vero, perché? Ma tu siete buono a fare quella che dici tu? Perché? Prima tu dici vuoi coraggio. E che ci vuole? E poi come si fa? Come si fa? Non voglio fare, io non voglio morire. Io so perché ma non bene come sto galletto. E che lo serve? Ma che gli ho fatto? Non sta all'erti, sta per terra.
Ah, caso c'ero fatto. Mi c'ha buscato Renata, no, e Renata ha parlato. Assicurazione, l'avvocato, o il giudice, o il presidente, o il tribunale. La corte d'appello, la corte d'assima che stai facendo, non processo. Non facevo fuori, tu, guarda, mamma, guarda, tu si sai veramente, struppiato pure, se io veramente sai recitato tu, puoi diventare anche invalido a vita, e hai la pensione per tutta la vita, fino a che morti, una pensione, tu ci pensi no? Io penso che la pensata che hai fatto sul scomoglio mi mette, hai vita o carcere la vita. Ma quale carcere la vita, ma insomma... Facciamo per un caso. Sì signore, facciamo caso, sì. Facciamo per un caso che io arrasto sì. Arrasto sì. Mamma ratta, Errato, tu la fai. moresse. Che succedesse? Guarda, prima cosa che questo non succede, non muore. Sì succede. Ma si succede, gratina, e tanto ci arricchino, perché se tu muori, sai, Emiliuno che arriva, Emiliuno, a ma pace, metti ma a posto, o vero per tutta la vita. Io so anche io non la lei. borsa però. Perché? Sta disgrazia. Ma perché? T'arricchisci tu. Io mi resto da arricchire. Perché che li cammina a Tu provare? si stia, ma tu. Io mi si stavi da tu. Ah? Ma amore subito mattina. Per te non facesse niente, no? Niente facesse per te. E che facessi a stia? Ma potevi fare esempio. Ah. E terza classe. No, che questo mi arriva, perché Ah, lo guarda sì. io so. Se è perché se ti facesse un esempio, che facesse a Rutanava, non guarda con 10 cavalli e una tomba con 300 lampati da copa. Ma che per la festa sei no? Sì, che le cazzo fa per te? Ma tieni ben dopo da Ti te. alza a morire, ma poi a morire, ma come mu? Tu sei nutore. Ma insomma, che rischiavi la morte potrà mangiare. Ma non muore perché sei nutore. Ecco, assomiglia a frate. Non signor, sei nutore. Se non mi ti dà salute non muore. Ma guarda, tutto torna, la cosa di amore, ma amore. Casta l'abilità che andiamo a morire. Ti faccio che mai pure, vabbè. fa quello che ti chiede e poi se ne vedi, stiamo belli, Ma che io ci fa che? Si capisce, è l'unica cosa. Oi, poi si chiama marito un po' bene la moglie. Io ho due e tu chi? Che faccio? Bravo. A boh, Sì signore, questo per me e per te, dai. io voglio. A Roma. A Roma. Oh, ma sì. Ma come sì? A questo mi va, guarda, e se non ti do l'istruzione per l'incidente che devi avere. Poi quando succede l'incidente, hai Ma si visto? capisce, ma l'incidente apposta. Tu devi recitare, devi fare vedere che ti sei fatto male, ma non ti hai fatto niente. E capito? È un incidente che dobbiamo creare noi. Ma io ti faccio sentire buona parte. Sentimi a me. Da buona parte. Sì, signore, baratella po'. Tu la prima cosa, il sa fa che la prima macchina che passa, il butto tutta sotto, no? Poi ma c'è scegli prima la macchina su come Allora, si capisce, allora che fa? Passa una 500, ti butta sotto. No, tu devi scegliere una bella macchina importante. Bella grossa, 9 una bella macchina che sa c'è un gran signore che può essere una Mercedes, un BMW. La macchina la sa. È logico, Non pesante. lo come i cori poi, già così muori più ambrezzo. Ma qua hanno con i morchi, la macchina rossa, pesante. Cos'è? Facciamo per un caso. Sì, signore. In quel momento passano solamente 500, lambrette, motorette, motorini. No, io aspettavo, andiamo no. Sì, io ti faccio sotto a 500 sotto a lambrette. E che ne faccio se mi sorte qua? No, non dice passato perché voi non siete buone macchine. No, non è buono che c'ho la macchina grande, la macchina grande. Oh, come la moneta? E la monezza, ma come se t'ha Faccio monezza? la morte a monezza. Sì, la volta puzzoletta, puzzassi pure troppo morte, non signore. E non è buono, anche perché quello poi chi pagherebbe? Pagherebbe la municipio. Sì, ma arriva. Ma per soldi la comune ci vanno anni e anni. Non è buono, no. E allora, ma tu un cliente che ha papà ambrezza. Bravo, oi, quando vuoi tu come sei intelligente. Bravo, bella la moglie tu. Ci vuole. Non sia così, la pensate è buona. Una macchina rossa che per esempio la può tenere solamente che sa c'è un onorevole, un deputato, un assessore, un grande presidente, che sa c'è un grande avvocato, un grande professore, un gran signore, no? Pure quello che non può perdere tempo, Ma io, non può fare cause, Bravo, no. piglio libretti la sera, Bravo, e mi fa una sera. subito, Ti scrivi. piglio la sera, e tu non a te. Si capisce? a me Troppo me che le- tu la sera, tu mai. Sì. E a stiere, posso avere la sera con la ramone. Così sfissato che lei sei, perché quello che tuo marito non è da moglie, e quello che è da moglie. E tuo marito. No, è logico, se te Ma quando è morto, quando sono morto, come l'hai a me? non muore, si va sotto una macchina come chi e ti farà appena, pum, ma chi le fa? Tu tanto, pum, una piccola tuzzatella, pum, vai in dentro, questo è tu. Hai capito, padre la mia tu? Io lo so per scrivo, signore. Non posso perdere tempo, non posso andare in tribunale, l'avvocato, ditemi cosa devo avere, cosa dovete dare, e fa per sapere, capito? Va bene. Facciamo quest'altro tentativo. Bravo. Va Ma boh. senti a me che vai sempre pure. Hanno tutte in macchine di lusso, scansatemi voi, scamazzatemi,
Sfrango madre. Rompitemi sana sana. Ma non voglio morire. Non voglio morire. Ma che sta a morire? Oh, sono... Ma che sta a morire? Va a morire? Non può. No, sta sempre per una pazzata che orecchie possono dire quello che diciamo noi. Ma sempre che succede quello che sto combazzando. La ci fa mangiare un limone tanto, la ci fa mangiare, quando è arrivato lì pure. Ma non è niente pure perché arriva pure. Non fa capire, mangia il limone. Si passa noi, scialla. Fatto tu e dire chi te papà, poi ce ne cai me con i rasetti. Mi chiamano aiuttatrice. E se capisci, c'ho buono l'ora. Non sanno più come stiranno a mandare per poter campare. L'incidente era Nars e Bernardo Binocolo era Nars. Ricca e bene passante. E come al solito va a farmi malamente. Uè, ma stavolta mostra in scena, non mi posso sbagliare. Non mi sbaglio. Ma che è proprio come dici, ho fatto riesce a così, ma proprio stiamo a posto. Sì, che bella cosa. Certamente subito facciamo un bello, come si dice, un certificato medico. Lungo, tutto quello che ha avuto marito. E che là tengono a scrivere al povero uomo bisogna liquidarlo subito. Subito perché ha urgente bisogno di denaro. E siccome questo denaro, questo povero disgraziato non lo può ricevere, che poi marito fa perché sta grave, lo porterà in ospedale, a qualche parte sarà ingessato, io so come funzionerà. E allora chi le dice, la segni voi l'ho intestata alla moglie. E io che pigliare i soldi. Ah, madonna, che lui, me la già avrebbe, me la già fare una chiara e mangia ambriaco. La faccia che tenga a finire in bed, dai. Ah, poi mangia mettere pure bello vestito. Mangia fare un vestito con un bello con le scarpe, casette e sette, bello fino a finire la casetta da est. Sì, poi mangia questo profumo. Ma c'è come piace il profumo, mangia passa per nanza a quel. A tarismano non manca resta a due. E sanguino, non ha concetto che passa per nanza a est. Poi me l'hai pure per il ciullo che tengo, perché la verità tengo parecchio. E mangia cattano un bello televisore a colore. Ah, mangia fare, la mattina si la già avrei canale 21. Mangia fare bene. E poi faccio una bella puluzzatella, perché fanno poco schifo in casa mia, la verità, Mangia puluzzatella. E poi già pensavo al marito. Beh, che fa, allora al marito non lo pensavo. Io me la già mettere a nuovo, se la capovera, la già fatto un figurino, che dico. Io porto a Rosì. Sì, ora si trovano le cose buone, la verità, sì. Bello quasi un gel, io scelgo, mi dice mappa, bello quasi un gel, e c'è pure la giacchettella, c'è la giacchetta. Forse non la trovo ragionevole, poco bagatruole, ma non fa niente, una bella giacchettella, poi si ha due colori, no, due cazzonella, ma che fa che c'è buono? Basta che va pulito, marito mio, per vedere una cosa, no. Non pare le magliatelle, robe rumino lì, perché si trovano là, si trova roba buona. E poi una cosa la giacchetta, non voglio vedere più che le mutande lungo, sia stagione che avviene, te le mutande lungo mi piace, no, pare troppo vecchio, la giacchetta o slippino, sa quando vanno a lì con lo slippino, marito lì alle lì, poi se l'hanno dato, povero ma faticato, e poi scarpe, e me scarpe nuove, quelle che tengono giù sono male, tengono per tosi a sotto, e poi che fa? Io ci faccio mettere due in bella mezza so, e io faccio a davanti proprio nuovo, faccio chi non mi può prendere, e chi parla male a me, e chi dà non mira quando non mira, non posso a nire, e poveri. Ah, madonna mia, e che sto di lì, tengo dei recci, e che sarà, e come insistente, chi sarà come pensa? Gesù chi sarà? Sarà marito, ha fatto l'egitare, che la moglie mia, tenezzi dalle Napoleone, ha incarnato pure, ha fatto servizio, questo sarà io. Allora, che è successo? Che tossi che mangiano fuori? Oh, madonna, è marito, guarda tu, come fa bella parte, ma veramente che sei fatto male, marito mio bello, esca, che l'hanno fatto, ma no, marito mio, guarda. Maronna, come stai recitando bello! Maronna, mica mi aveva capitato! Ma che sorte! Ma non marito mio! Guarda, la camicia nuova l'hanno rotta! Mamma lo dai! Figlio mio bello! Che Mamma mia bella! Masca, che è bella la moglie tua! Maronna, mi hanno scassato, Ma hanno scazzato, chi è stato? Ma che t'hanno fatto? Che l'hai fatto a marito? Che l'hai fatto?
Che ti fa? Niente, signora. Come niente, che sono io? Bravo, bravo, stai dicendo buona, così a fa parte, bravo. Ma non qua parte! Va bene, si calmi, giovanotto, si calmi. E chiude sotto a qualche macchina. No, signore, io non sono stato io, è stata la signora del sono stati vestito. disgrazia mia. Ah, signor, sta buona, signor del re. Si calmi, giovanotto, si calmi, giovanotto. Ma qua giovanotto, è cicato chi? Va buoni, a me da chiamare giovinotto che fa? Ma non è cosa! Ecco. A capo! A capuzzolaggio. Signora. Le braccia si sono spezzate! Signora, Le braccia, le pure ci hanno fatto male, le braccia, ora di come sono. signora, scusate, permettete che mi presenti? Ah, Sono il dottor Iannellino. Carit! Hai ti annelline. Figlio lo piegare! Siete figlia papà Piegre. Ya. Capiamo, piegare tedesco! A noi non sappiamo parlare tedesco. Ma no, signora, il dottor Iannellino, specialista in ortopedia. Ok. E mi sono trovato al momento dell'incidente e sono accorso in soccorso. Cosa fate? Hai pure a pronto soccorso? Ma vedete che giornata che è schiarata? Io sono una paura di chi esce la gambata. Uè, io c'ho gambata. C'è pure io! Ma tieni mento Non patatero! faccio il pigiacolo, lo marito mio. Tieni mento patatero! Bravo, ma tu sei un artista, ma scassi un grande artista. Ma Ma che guardi! metti la cama, non fa Ma guardissimo, sono rotto solo! Tu vuoi che tuo marito mio, ha un bel Ma non ho allora a te ti hanno travolto? Ma qua c'è un travolto! No? Ma hanno travolto è sconvolto! Madonna Signora, mia. signora, vi prego, non drammatizziamo. Ma io vedo tu Non scandalo. drammatizziamo, adesso io gli farò una visita sommaria. Carico, sommare, che è sommare? Che sono tu? Che è, sì. La visita sommaria! Ma che significa sommare? Fa somme tutte le donne che c'ho me! Ah, tutte quelle che danno lui. Ha giocato lui, tanto può bere, tanto per la goccia, tanto per la giocare, in giro. Signor, Sì, mi dica. facete un buon conto! Sì? Guardate che hai faticato! Va bene. Teniamo una bella posta. Va bene, niente. Da allora facevo il campo marito, da allora, Ma hai già sta 5-6 anni senza faticare! Ma non si che sa, ma no, che bella cosa che E poi ci stanno le donne! Eh? E cosce! Certo, che ha di dire E tutti? cosce e braccia! E braccia. A capo! A capo, marito. A capo che va, quella che va a casa No, marito proprio. Ma caro signore, non siamo al mercato che facciamo le somme. Voglio fare una visita sommaria per assicurare il corpo umano che cosa ha avuto, qualche rottura, qualche lesione, qualche contusione. Voi che cosa avete di rotto? a caccia cruccia che hai da prega ma tutte che Ah, tutto ma non lasci pesante, ora la faccio passare io mi sto chiedendo allora perché mi siete venuto annanzi? Perché? perché sono una persona educata Ah, se no che facevo? come ne potrete Ma vedetelo poco, ma signor mi dovete credere, io non correvo, appena accendo all'ora. sta piazzando Allora, si capisce che devo vaccino, marito mio. Devo vaccinare. Stai le parole a me. Vabbè, che non li esce, lo povero non si fida. Signora. Tu vai a vinta, allora Signora, non accende. ha ragione la signora. sì Nello stato in cui si trova questo disgraziato, che diritto non si sa che cosa gli può capitare in seguito. Ho casa cosa. hai da credo, prega signore. che succede a piedi Signora cara, i guai non sono questi. so che che mo succede Ha ragione. Ti sa che succede, l'ho penso fatto è grave, signor, grave. Ma quali guai? Chi li ho guai o mio? Ma vedete che guai che la passai, stai no? Vabbè. madonna mia dottor Sì? dottor facetemi una cortesia Sì, ditemi. maniatemi vedi quello che te Dio santo, che modo di parlare! Maniare! Ma se mai visitatemi! Ma pure io non ne Allora- capisco. visitatemi Sì, la signora Mamani ma con piacere, figurati. Adesso mi dia l'arto. Mi dia l'arto. e cazzo facevi? No, l'arte, è per l'arte. Ah, già fa l'altro lo so Lo so lì. L'arte, ma che è? Signore, la gamba! Ah, la gamba. Sì. La coscia. La scarpa. C'è la coscetta. Mi dia un anche po' solo volato Beh, la coscia è piccina, la coscetta. Piano, piano. Non lo fa male. Piano. è spezzata la cosa Non si preoccupi, adesso lo vedo io. è spezzata Lo vedo io. Bravo. E uno, Bravo. e due, e tre. la roba mi tocca a te E a me che mi dai poi? madonna mia Andiamo, tasca. ma senti pesante pesante Sta sento pesante la coscia. Ah, non mi ha sentito, non mi ha sentito. e cosce non mi sente Mi dia l'altra gamba. Mi dia l'altra gamba. L'altra Ma coscia. voi potete alzare? Gesù, ma potete alzare, e facete uno sforzo. ma che lascia rispondere a che Gesù, Pasqua che può rispondere, che non puoi sa chiudere.
Ah, no, figuri l'auto, mi fai fa? Non vuoi farci una cosa, che viene notte. Ma no! Sentite signori, Che è? io la vedo nera. Signora, io non vi vedo bene. Caro signore, io non vi vedo bene. Scusate, lo devo dire la verità. Siete visto? Ma mi volete visitare? Voi signore, ha urgente bisogno di lastre. Ah no, e là sta la verità, ne mettiamo più, basta. Ah, io voglio che è freccia. Sì. C'è frizzera, c'è scasso la mia Mamma mia, benedetti Dio, io dottore ve l'ho ordinato e mettete sti lastra, perché poi venire fa freddo. Ma signora cara, signore, ma non si può fare sto fatto. Ma non parlavo delle lastre dei balconi, delle finestre, ma parlavo delle radiografie per accertare se il corpo umano ha subito delle contusioni, delle rotture, delle lesioni. Signore caro, lei è tutto lesionato, Dio santo. Ma che sono palazze cose? Siamo danza bellezza. Sarà stato dell'amore, sarà stato... Adesso si giri, Oh, si giri Capito? e mi dai il dietro. che posto fuso. Ha detto che tu devi girare, devi dare il dietro. Io? Chi? Che stai malato tu? Noi? No, Gesù, Pasqua, che ci vuole? Mamma mia, è una cosa e niente. Ma avrete poco fatto Ma poi dottore, se vedrà la faccia che è una brava persona. Ma signora cara, ma lei pensa sempre male, Ma per carità. Pasqua, non lo può fare. Guardate, la pedante l'onestà. Va bene. Anzi, che sta fine, mo? Non ti preoccupare, sto andando, non ti preoccupare. Signora, non si preoccupi, digli a lei- vostro non si preoccupare. Ma veramente Perché... fai paura. No, io lo devo controllare da su a giù. Hai capito? Andai fino a giù, Andai finendo. fino a giù, fino a giù. Fino a basso vai, stiamo a prendere le Non cose. signore, Non si fino a giù, preoccupi, non fino si alle preoccupi. fasce dirette, Esatto, oggi perché io devo controllare come il signore è piazzato. Da No, su in giù. schifezza. avrà io ora ho messo in giro, me ne incarica, ma mo facci a Maria. Vabbè. Ah, che fa? Che come te fa? Che fa? Domanda anche io, come non mi lascia fare visita? Vabbè, chi viene a casa? Piano, piano, i bracci. Fanno male i bracci. Ma che artista, ma che grande artista, Bravo, bravo, mi sono fatto male veramente. Rallum fa così, so, stai così, vieni in guo. Attenzione, Vieni in attenzione, guo. attenzione. Vieni in guo. Appuzza. Che re, Ma qui vi fa male? Fa male, Vi fa male? Fa male al re. Benissimo, allora io scendo. Ah, ma non mi accompagnate bene. Ma no, che cosa avete capito? Scendo per constatare se avete qualche costola rotta. Qui? Qui vi fa male? Sì, che sono tutte rotte. Fa male lì, le fa male. Che cosa accusate? Tre triana pure dalla coppa. Ma che state facendo tu sei tutte e Ma due? che ne sa, che capisci? Signore, vi prego, mi faccia lavorare in santa pace. Raggio dottore, lasciate lavorare, di clienti che hanno perso 300.000 lire, signore. 300.000 lire stai una. Di che giornata che schiara, di che giornata? Vabbè, è una ragazzina di me, Nauri. Abbraccialo, marito mio. Attenzione, attenzione. Che ne? Ma no, gli hanno già, ma ci dice gli hanno già ci da fare. Attenzione, attenzione, caro signore, qui sentite niente di rotto? Senti, e pacca, molla. Sentite niente di rotto? Non è l'unico posto che te che sanno ancora. La verità, Amico caro, qui la cosa è nera. Io così la vedo. Che mi hai fatto vedere qui? Che ci fa vedere? Che la cosa è grave, che capite? Ah, pataterna. Signora, vostro marito ha proprio bisogno di un ricovero in ospedale di urgenza. Sì, con prognosi riservata, signora. Chissà, attenzione se la caverà in 7-8 mesi di degenza in ospedale. 7-8 mesi? Ma non che bella cosa, ma scherza, mi sa cosa è grave. Però, si artista, bravo. Signora, È l'unica cosa buona che ha mangiato. povero signora, mi fa pena. Chi su qua? Mi fa compassione, credetemi. Ma poi fate che è marito, ma facciamo compassione per io. Vai, scusate che faccio pure schifo. E perché se non dici ma fa, questo già si sa. Mamma mia. Ah, Signora, io mi sto accorgendo di una cosa, Io a vostro marito non lo vedo bene, signora. Io non lo sì, vedo punto di bene. vista è logico. Io che me l'ho già sposato, non l'ho visto mai buona. Se vedrò fisico che te, ma avrete un po' intanto io mi caccio guidato la macchina e non ho fatto incidenti. Ma un tipo simile non mi è mai capitato. Cioè, sì, bella e buona, ma ho visto una cosa della munnezza annanza. Ah, credo. Yes, cosa la voglio? Guarda, cosa Ma la fa? paluccella ho visto, ma già l'ha raffigurato. Lasciami incidente che faccio guardare la vita prima poi. Sua fisica volumina da sotto, si fa schifo ma andata a casa. Bravo, e Ma tu non non vado hai a la scala, facciamo vedere dove. Ma no, ma no. Ah, Guarda, non faccio male. mamma mia, Pasqua.
Lascia mi parlate tu, ma parli con queste, capito? Parlo con Fino a mai fatta la parte a po', lo faccio io fino alla scuola. Parla con questo, va, lascia bene, lascia bene. Lascia un po'. Dunque, signor, Lascia bene. mamma ta vicino a parlare, a bu. Ma come mettiamo no, ma cosa? Signor, come volete mettere un nome voi? Da, ma che sti c'è? Le donne chi mi fa? Qui ci pensate le donne mie quando sono? E coscia quando mi calcolo? Mangi po'. Ah, capo quando va? No, che non parli. E braccia. Si parli come rimane giù? Sì. Se non capisci più, si rimane a minanci, si rimane in sala nu, se chi non può camminare più, se chi le Se chi la moriamo, continui. Stai arrivando come sono chiaro io? Signori, che sia la cosa più grave. Signora, ha ragione la signora. Ah. Nello stato in cui si trova questo disgraziato, Tocca diritto. non si sa che cosa gli può capitare in seguito. Signora cara, i guai non sono questi. E so quello che bene ne ha preso. E guai, io sto più un guaiatrice. Ma per facile, chi ne manca guaiatrice un'altra? Signor, io ho perso 300.000 lire. E ieri nara, mi è stato che cosa un'ora. E ti sa che, sai quando fai su, e come si fa sta così? Fatica annanzi a una rete. Ma voi parlate dei soldi, aspettate, parlate dei soldi. È tutto questo per i soldi. E voi state perdendo tutti a me. E facetemi parlare, non vi preoccupate. Noi ascoltiamo tutti su una persona per bene, modestamente. Sì, tu Buona buona fede, ma però. faccia, Ma quello che signor. Signor, facciate buone conto, Non però. preoccupate, che Perché non volevamo fare festa. No. Ma manco non abbiamo fatto festa. Quella che è gaita raida, no? Ha ragione. Posso parlare? Signor, fa amore di parlare un po'. Mette le cose a posto. Sta fatti, La prima cosa, la macchina non è amici, è di un mio amico. La seconda cosa, l'assicurazione non è stata pagata da 6 mesi. La terza cosa, il bollo non è stato mai pagato. Ah, guarda cosa hai, ma la noi cosa è? Per il poi, signor, facete quello che volete voi. Voi ad annanzi e io vengo a rete. Occhio, qualche volta ci posso portare un pacchetto di sigarette e 2 portuali. Così il signore qua si fa una bella spremuta e si mette in forza. Io già ci ho potuto assai tempo. Perciò, signori miei, arrivederci. Signore, d'accordo. Poi che se ne va, No, è la signora che non c'è te. Ti canso io pozzo, ma sta no. Oh, se va, mi dice E la sotto alla macchina, poi me la splascio per punto d'arancia. che può fare? Ma non abbiamo come ciccio. Pascal. Sempre così. Ah, buoniamo che ricitate buone, fate buona Ma parola. guarda, ci dà! Mamma, sei un grande artista, sì, avrei fatto questo me la lascia un basso gol. Quando beravano, dottore ci dicevano come sto guaiati. Ma Dio santo, non c'è bisogno di dire veramente la verità, signora. E sarà difficile, signora, sarà difficile una sua riabilitazione. Attenzione, Oh, dottore, ma voi ricitate pure con me. Dottore, voglio bene, ma oramai certamente voi lo sapete meglio di me, qui è stato tutto fatto perché ho bisogno, che se voi facete ammazzire, che le oramai siamo soli, possiamo dire la verità. C'è capitato malamente, che mi fa? La la verità. Sì? Maritami, è un artista vero o no? Ma guardi! Io non mi posso proprio Allora, dottore, ci dicevano pure che... Bravo! Ma Gesù è vero! Qua, tu carino! Più chiaro di così, signora, si muore! Oh, siete che si muore! Capito? Non capisco! Io che certo che tiri, brava! Si state capaci ma fesse pure a guardi ma tu certi sta veramente, ieri me ne hai fatto fesse pure a chi che sa che si fa! Donnacci! Sta bene, capito? Allora mo Mir che è convinto che veramente si struppia! Ma ti porti in ospedale 7-8 mesi e tu starai 7-8 mesi grazie a Dio! Rindano un rietto bello! Essi sa a mattina vediamo una cella, bella chiatta chiatta, ti porto un lotto, un biscotto, poi ti porto la carne, i maccaroni, o pesce, la frutta, bagno e vino, la faccia, un miliardo che sta lì a casa e si puzza e fame. Signora, quanti egoisti! A questo punto, signora... che sta pensando non mangiare? Senta, mi scusi, a questo punto io a vostro marito, signora cara, lo devo portare in ospedale. Lo devo portare in ospedale, signora. io ti in ospedale? Sì, per le cure del caso, signora. Allora, pure a casa? Sì. Vabbè, Sì, tu. ditemi. A che ora si mangia in ospedale? Signora, a mezzogiorno. E all'11 sono loro. E che mangiamo qui? E 7 la mattina vai ci mangiare tutti cose! Non venire! Ti porta a Ti porta a mare! Ti porta a mare!